Benvenuti, oggi è venerdì 4 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:39. La luna si leva alle 8:25 e cala alle 19:17. Oggi si celebra San Francesco d'Assisi. Il nome Francesco ha origine latina e significa appartenente al popolo dei Franchi. Oggi, 4 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale del Sorriso. Ogni primo venerdì di ottobre si ricorda con il World Smile Day che ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Per la prima volta celebrata nel 1999, nacque da un'idea di Harvey Bowl, l'inventore del simbolo del sorriso più utilizzato sul web, nel marketing e negli spot pubblicitari. Si tratta dello smile, la faccina tonda, gialla e sorridente che tutti noi conosciamo bene e rappresenta un invito a compiere un gesto gentile verso una persona che si trova accanto a noi. Sono 78 le candeline per l'attrice americana Susan Sarandon. Dopo gli esordi nel 1970 ottiene il massimo della popolarità negli anni 90, arrivando a vincere l'Oscar come migliore attrice protagonista con il film Dead Man Walking. Tra le sue pellicole più conosciute, Thelma and Louise, L'olio di Lorenzo, Nemiche amiche e Shall We Dance. Nominata nel 2010 ambasciatrice di buona volontà della FAO, sostiene i diritti civili degli omosessuali. È stata ospite d'onore della 28ª edizione del premio Ragusani nel mondo, avendo appunto riscoperto le origini ragusane del nonno. Festeggia 64 anni il cantautore genovese Francesco Baccini. Studia musica e pianoforte sin da piccolo. Debutta con l'album Cartoons, vincendo la targa Tenco e un disco per l'estate con il brano Figlio unico. Nel 1990 trionfa al Festival Bar con Sotto questo sole, insieme a Paolo Belli e ai Ladri di biciclette. Alla fase musicale, segnata da periodi di inattività e altri più proficui, alterna l'impegno come attore teatrale e cinematografico. Infine, oggi compie 30 anni Ignazio Boschetto, uno dei 3 cantanti de Il Volo, il gruppo di tenori salito alla ribalta in occasione del talent show per ragazzini Ti lascio una canzone. Da allora il loro successo è stato inarrestabile e ha raggiunto l'apice col trionfo a Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore. Il 4 ottobre 2006 il dominio www.wikileaks.org viene registrato, segnando la nascita di un'organizzazione destinata a mettere in agitazione i governi di tutto il mondo. Battezzata come la primula rossa dell'era dei computer, Wikileaks, letteralmente fuga di notizie, si presentava come un'organizzazione senza fini di lucro, composta da volontari anonimi, tra cui giornalisti, attivisti e scienziati. Questo gruppo di individui, attraverso fonti anonime, riusciva ad accedere a documenti di grande rilevanza nella politica internazionale, pubblicandoli sul sito dell'associazione e rendendoli disponibili a chiunque fosse interessato. Sapete in cosa consiste il test di Turing? Alan Turing, uno dei pionieri dell'informatica, formulò un test per stabilire l'intelligenza di un computer. Un giudice conversa attraverso dei messaggi al computer con un computer ed una persona nascosti alla vista. Se il giudice non riesce a distinguere quale sia l'essere umano e quale il computer, quest'ultimo ha superato il test di Turing.
Buongiorno ai 12. Il weekend si apre con questa ultima giornata lavorativa con un Marte un po' dispettoso con gli altri pianeti. Vediamo un po' cosa succede. Ariete, è proprio il vostro pianeta Marte a essere un po' fastidioso con Mercurio, Luna e Sole. Oggi continuano un pochino di tensioni, ma in serata tutto si seda e si placa, quindi portate pazienza. Toro. La giornata di oggi vi lascia un po' affaticati proprio perché c'è un rush finale e cose da concludere che dovete sapientemente gestire. Non preoccupatevi, da stasera in poi potete darvi di nuovo alla passione. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede ancora Marte che vi segnala con una bandierina rossa che non è il caso di procedere. State ad osservare, rilassatevi e soprattutto favorite gli incontri o i dialoghi. C'è la settimana prossima per decidere di agire, state calmi. Cancro, questo Marte è decisamente molto agitato proprio perché vi subilla ad agire e a fare tutto per forza, secondo vigoria e secondo reazione. Non sempre però le stelle suggeriscono che è il caso di agire, a volte fare passare un flusso complicato è la migliore maniera di attraversare un momento complicato. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto interessante proprio perché prevede comunque dei chiarimenti comunicativi che saranno molto importanti anche e soprattutto con il partner. In particolare i leoni single potranno sentire delle attrazioni un po' disordinate rispetto alla tipologia delle solite cose che a loro piacciono. Forse state cambiando più di quanto non pensiate. Vergine, è una giornata oggi che prevede ancora tutta una serie di quadrature che vi faranno un po' sgambettare per riuscire a sanare tutta una serie di problematiche economiche, ma ci riuscirete assolutamente. Oggi però sarà importante in serata trovare il momento giusto per creare un appuntamento o un incontro con gli amici. Bilancia, la giornata di oggi prevede ancora la quadratura del dispettoso Marte su 3 dei pianeti che ospitate. Sarà un po' più semplice in serata perché la Luna abbandonerà i vostri gradi, quindi si spegnerà anche una quadratura. Cercate però comunque di non sentirvi troppo stanchi e di trovare il tempo perché amate e soprattutto di fare qualche telefonata e di guardare la mail, le comunicazioni saranno importanti. Scorpione, la bella Venere ancora mantiene i suoi soliti trigoni con Saturno e Marte. Marte è un po' disturbato, ma poco importa, una bella Venere in Scorpione. Se la comunicazione non funziona proprio brillantemente, sono altri i modi seduttivi in cui la Venere si esprime nel vostro segno zodiacale. Sagittario, la giornata di oggi prevede comunque qualche chiarimento su una questione un po' corale. L'utilizzo invece degli appoggi e degli strumenti che lo zodiaco vi ha dato questa settimana va bene tesaurizzato. Forse potreste rilanciare per appuntamento tutta una serie di aiuti e di scadenze che potranno essere cadenzati la prossima settimana. Capricorno, Capricorno oggi vive ancora le quadrature dalla bilancia e l'opposizione da Marte. In serata la Luna smetterà di esservi nemica, per cui coraggio, dovete semplicemente accordare qualcuno un po' cocciuto intorno a voi. Acquario, a proposito di cocciutaggine, Venere ci tiene ancora a ricordarvi che i sentimenti sono importanti, ma preferite risolvere ben altre questioni e chiarire ben altre dinamiche comunicative. Per voi è importante la pianificazione del lavoro per adesso e soprattutto la distribuzione delle risorse. Pesci, l'importantissimo trigono di Venere che ha sostenuto il vostro segno zodiacale, il vostro Saturno, si appoggia anche a quello di Marte. Marte vuole comunque indurvi a pensare un pochettino alla vostra vita creativa, un po' forse trascurata dai tecnicismi che impone la routine, mentre invece Venere è sempre dalla vostra parte con tanto amore intorno a voi.
In diretta televisiva, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura la 1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. È il 4 ottobre 1964. Prima di questa data occorrevano 2 giorni di viaggio per coprire la distanza tra Milano e Napoli, perdendosi tra strade provinciali e urbane. Ora si impiegano soltanto 8 ore per percorrere i 755 chilometri in cui si distende il tratto autostradale. Costati 272 miliardi di lire, i lavori erano stati avviati 8 anni prima, con la posa della prima pietra nel maggio del 1956. Scoprendo tutti questi modi di dire, avrete sicuramente fatto passi da gigante con l'inglese, o sbaglio? Bene, e perché non aggiungere anche come si dice passi da gigante allora? L'espressione utilizzata è come, leaps and bounds, che sta appunto ad indicare un grande miglioramento, una crescita a vista d'occhio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. È San Francesco d'Assisi, il matto del giorno. Fondatore dell'ordine francescano, il giullare di Dio è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto negli affreschi della Basilica di Assisi. Da Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio e che predica agli uccelli. La sua conversione avviene verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da semplice, da pazzo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli Apostoli, spogliarsi di ogni ricchezza per capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati e dei perdenti. Oggi, per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un Papa che ha scelto come nome pontificale proprio Francesco. Ci salutiamo con la frase del giorno. Io sono così intelligente che a volte non capisco una sola parola di quello che sto dicendo. Concludiamo qui la puntata di oggi, ma non temete, domani ci ritroviamo con l'almanacco. Vi auguro un nuovo meraviglioso giorno pieno di spunti nuovi per conoscere sempre più ciò che ci circonda. Buona giornata dalla vostra Martina.